Con Marinella Mantovani per l'inaugurazione di un altro centro sollievo a Taglio di Po, un'iniziativa straordinaria, bellissima, anche perché è uno dei problemi che più attanagliano le famiglie polesane, non solo, appunto l'Alzheimer, questa malattia devastante. Allora, noi abbiamo aperto a marzo, noi parlo di Officine Sociali, l'associazione che gestisce il centro sollievo di Ariano, abbiamo aperto a marzo ad Ariano. Abbiamo visto che c'è tanto bisogno da parte delle famiglie di poter avere quelle poche ore alla settimana di sollievo. Avevamo avuto richiesta anche da parte di famiglie di Taglio di Po impossibilitate a trasferirsi per motivi di trasporto ad Ariano, per cui, facendo una riflessione con i volontari dell'associazione, abbiamo deciso di provare ad aprire a Taglio di Po. Contattata la parrocchia, che si è resa subito disponibile, abbiamo deciso dal 10 di gennaio di aprire questa esperienza anche a Taglio di Po. Polesine è una delle zone più anziane del Veneto e purtroppo c'è un'incidenza altissima anche di questa malattia. E il vostro centro, che non ha una valenza terapeutica ma proprio solo di assistenza, riesce a dare un sollievo soprattutto alle famiglie? Il nostro centro è aperto 2 giorni alla settimana, quindi vuol dire il martedì e il giovedì, parlo di Ariano, ad Ariano, mentre a Taglio di Po apriremo il mercoledì mattina e siamo in programmazione per la seconda giornata che concorderemo con le famiglie che partecipano. Dà sicuramente sollievo, tant'è che è un'esigenza delle famiglie quella di aumentare le ore di apertura dei centri sollievo, perché hanno veramente la necessità di staccare. È un accumulo di stress quotidiano che ti porta ad un certo momento veramente andare al limite, all'esasperazione. Ecco, noi facciamo anche complimenti a tutti i tuoi collaboratori, tutti i tuoi volontari, ragazze giovanissime che hanno fatto di questo una missione importante. Grazie anche a Leandro che ci sostiene in questa attività.